Il bomber Luca Balzano si è presentato al pubblico verde-azzurro con una doppietta che ha consentito alla Nuorese di espugnare dopo tanto tempo il Maristia di Gavui. 2 gol di pregevole fattura che confermano le sue doti realizzative, che ne hanno fatto uno dei giocatori più apprezzati del campionato di eccellenza in Campania. Queste le sue parole al termine della gara Taloro-Nuorese. Luca Balzano, centravanti della Nuorese, un esordio con una doppietta e risolto una partita che insomma, nel primo tempo era complicata. Sì, una partita difficilissima, una squadra ben messa in campo, molto cattiva, però il mister ci ha dato la possibilità di metterci bene in campo e quindi piano piano abbiamo trovato il metodo giusto per andare a finalizzare le azioni che abbiamo creato. 2 gol da centravanti, uno insomma, saltando il difensore, il secondo di rapina, insomma, il tuo repertorio è vasto e vario. Sì, sono stati 2 grandi gol importanti per me per essermi sbloccato dopo un periodo che ritenevo a livello di lavoro pesante, però è arrivato il momento giusto e ne ho approfittato per metterla dentro. Una dedica per questa prima doppietta in verde e azzurro. Sì, dedico questi gol alla mia famiglia che anche se non ci sono, soprattutto ai miei fratelli Giuseppe e Michele, che anche se non ci sono è come se ci fossero lì in tribuna, quindi dedico a loro questa doppietta con la possibilità di dedicargli ancora altri gol e tanti. C'è il ritorno e poi c'è il campionato tra 2 settimane, insomma voi state crescendo, 15 giorni di ritiro, lavoro pesante, però insomma Sì. si vedono i primi frutti. Sì, le gambe cominciano a girare, però piano piano andiamo con cautela, quindi speriamo che poi io la prima la salto, che sono squalificato, quindi spero di rientrare con il piglio giusto. Poi domenica affronteremo di nuovo il Gavoi, che è una squadra importante.